Lì 18 settembre. Si teme assai che se in pochi giorni, come non è sperabile, le cose non cambiano, la quiete pubblica sarà certamente non poco disturbata. Bisogna ricordarsi che siamo sotto lo stato d'assedio e che Aleman non è così buono e docile come si faceva credere da principio. Razza, razza. Su tutti gli avvisi della polizia l'aquila è stracciata e in luogo di essa una croce o uno stemma. Le carte con soprastampato «Viva l'Italia una! Vogliamo Vittorio Emanuele per nostro re!» sono affisse per ogni angolo. Ieri l'altro di sera in piazza un giovanotto finse di cadere, si aggrappò alla veste di una guardia della polizia ed in quell'istante gli attaccò al vestito una di queste carte. Questi non se ne accorse che dopo i fischi e le acclamazioni dei birichini. Ieri mattina a Cannareggio 2 della polizia cavavano con le unghie alcuni stemmi ben affissi sul muro. Il popolo cominciò a fischiarli. Dai fischi si passò a gettare addosso frutti e fichi e pomi alla pattuglia. Insomma, minacciava qualche cosa di serio, che per fortuna questa volta finì con qualche arresto e nulla più. Ieri sera io scriveva tranquillamente nella mia camera da studio quando passò gran folla di popolo con in mezzo 3 o 4 marinai armati. Ancora non ho potuto conoscere la causa di tanta confusione. Insomma, il popolo è tutt'altro che quieto. Aleman ordinò che si sospenda l'arruolamento per la Guardia Nazionale. Misura inutile, perché troppo tardi. Avvisi del comitato per il plebiscito, poesie, giornali circolano per la città e per ogni mano. Insomma, siamo stanchi di miserie, d'affanni. Siamo affranti sotto il peso di questa solitudine, di questo silenzio. E se non fosse la paura che una piccola cosa prendesse dimensioni troppo grandi, come purtroppo è facile sotto il dominio dell'Austria, si desidererebbe qualche movimento, tanto per dare una scossa a questo sepolcrale silenzio. L'accoglienza, senza dubbio, io spero, saprà destare l'ammirazione d'Europa, ma sarà più festevole che entusiastica. Sarà grande e decorosa, se possiamo giudicare dai preparativi. Sotto alle mie finestre l'indoratore prepara lo scalio peota con la quale il municipio andrà incontro al re.